a bocce invariate. Non comprendo il motivo per il quale il mio comune ai tempi della seconda ondata, con 90 positivi, le scuole sono rimaste aperte, ed oggi attualmente i positivi nel mio comune sono 7, la scuola debba chiudere. Sta creando difficoltà ai sindaci dei comuni dell'ex distretto Belluno l'ordinanza che impone la chiusura delle scuole nei territori in cui l'incidenza dei casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti supera quota 250. Il dato certificato dal Servizio Epidemiologico regionale è pari a 263,53. La disposizione regionale riguarda 46 comuni, praticamente 3/4 della provincia, a fronte dei focolai ben noti presenti in alcuni comuni del Cadore, del Comelico e del Lampezzano. Non sono un medico, non conosco gli elementi che sicuramente gli enti sopra di me hanno a disposizione, però credo che una maggiore autonomia in questa situazione ai comuni poteva essere presa in considerazione. I primi cittadini denunciano gravi difficoltà a carico delle famiglie a causa di un provvedimento ritenuto eccessivo per i comuni nei quali l'incidenza è ben al di sotto della soglia prevista. L'ordinanza della Regione è arrivata solo ieri in tarda serata. Oggi all'ULSS è stato comunicato il dato certificato che ha consentito di inviare la comunicazione ufficiale al direttore dell'ufficio scolastico provinciale e per conoscenza al prefetto, ai sindaci del distretto e al presidente della conferenza dei sindaci. Il ritorno alla DAD scatterà sabato 13 marzo e non da venerdì e avrà durata di 14 giorni. L'auspicio appello del presidente della provincia è che lo stop delle scuole viaggi sul binario del potenziamento della campagna vaccinale. Ricordiamo sempre che è su base volontaria, però penso che questa sia l'unica strada per riuscire a debellare al più presto il virus, e noi siamo una provincia piccola con un numero di abitanti limitato e soprattutto anche in prospettiva della stagione turistica potremo garantire, diciamo così, a tutti coloro i quali vogliono venire nel nostro territorio delle condizioni di sicurezza il più possibile.